Ricordo io ero bambino, mio nonno era del 14, quindi non ha fatto direttamente la guerra, ma ricordava bambino i carri che tornavano dal fronte e quindi la fine della guerra, ricordava la gioia di quel momento in cui c'era il ritorno dei soldati e il ritorno dei vettovagliamenti, delle attrezzature. Il programma per il 2015 vedrà la presenza del Veneto anche a Strasburgo, Vienna, Lubiana e Parigi per convegni, mostre, concerti, recital, cinematografia e lavori con le scuole. Promosso d'intesa col Ministero degli Esteri nell'ambito del programma di iniziative di commemorazione del centenario della Prima Guerra Mondiale. Per l'assessore regionale alla cultura, Cristiano Corazzari, lo scopo di queste celebrazioni sarà di sottolineare la determinante presenza del Veneto nello scenario della Prima Guerra Mondiale, con l'obiettivo di valorizzare ciò che di positivo è venuto da quel conflitto. Solo ricordando e tenendo vivi i valori della pace, del vivere civile e delle relazioni tra i popoli, argomenta l'assessore, sarà possibile evitare in futuro il ripetersi di una tragedia di quelle dimensioni. La Prima Guerra Mondiale fu la prima vera guerra che mise di fronte il mondo agli orrori e che cominciò a far sì che nelle popolazioni vi fosse una consapevolezza di quello che è il dramma profondo della guerra sui popoli. Penso che da questa tragedia oggi devono nascere quei valori di pace e di comunità che sono poi la radice comune dell'integrazione europea che stiamo cercando faticosamente di costruire.